Capitano, guarda. Buongiorno a tutti, puntata numero 465 di Calcio Parlando. Qui vi parla è Graziano Campi dalle linee di Radio Padania Libera. Parleremo oggi di una giornata sportiva all'insegna di Nazionale e di sentenza di Calciopoli. Dovrebbe essere in collegamento con noi da Torino Alessandro Gazzara. Ci sei, Alessandro? Eccomi qui, ciao a tutti. Ecco, ciao Alessandro. Diciamo che possiamo partire già subito con quelli che sono gli argomenti relativi alla Nazionale, non prima di aver ricordato il nostro numero di telefono per chi volesse partecipare in diretta, 0266 20 35 29, per parlare di quelli che sono appunto gli argomenti di oggi. Ricordo che noi non affrontiamo i temi politici, ma parliamo solamente di sport. Allora, Alessandro, direi che la notizia di oggi è la brutta figuraccia che ha fatto ieri la selezione italiana. Andiamo a ricordarlo nella prima pagina di Tutto Sport. Cosa è successo ieri? Pasticcio Marchisio, dallo stop di 6 mesi al rientro col Monaco. Praticamente il calciatore della Juventus ieri è stato mandato a casa con una diagnosi piuttosto grave. Si parlava di rottura del legamento crociato del ginocchio. Una volta arrivato a casa ha fatto le controanalisi presso la struttura medica della Juventus ed è venuto fuori che sostanzialmente il giocatore aveva un semplice affaticamento, un disastro che lascia abbastanza perplessi. Cosa dici? Lascia anche abbastanza perplessi, anche perché è sembrato poi alla fine un cercare di rimpallare le responsabilità di aver diffuso comunque quella che è una notizia di un infortunio grave ad un giocatore. C'è stata forse un po' troppa approssimazione da parte dello staff intorno alla nazionale nel trattare magari quello che era un caso, appunto, come poi si è rivelato, di un normalissimo infortunio che può capitare. E quindi poi ovviamente abbiamo avuto tutto il codazzo di polemiche, anche perché insomma i tifosi juventini, specie da luglio in poi, si sono divisi in vedove di Antonio Conte, vedove di Tizio, vedove di Caio, e quindi con tutti i buoni insulti che sono capitati dopo, che li ho trovati veramente allucinanti. Ecco, in mezzo a tutto questo noi vogliamo registrare quella che è la posizione del medico della nazionale italiana, Castellacci, che ha detto chiaramente: io non ho mai parlato di lesione o operazione, ho solo reso pubblico il referto dell'ospedale Fanfani. Quindi sostanzialmente il problema è della sanità italiana, diciamo. Sembra una cosa abbastanza ridicola, ma andrebbe presa seriamente se pensiamo a tutte quelle persone che ogni giorno si affidano ai medici che magari fanno anche il loro dovere bene, però è una situazione abbastanza grave, un errore simile. Sì, diciamo che sarebbe bastato un attimino magari controllare, perché se lui ha solamente diffuso un comunicato stampa e non ha verificato di suo, proprio parlando con i medici del suddetto ospedale, insomma anche lui forse bisognerebbe forse dire anche qualcosina pure a lui, perché se i medici del suddetto ospedale dicevano che Marchisio era affetto da Ebola, lui girava il comunicato stampa. Mi sembra che un po' tutti abbiano peccato di leggerezza. Poi, per carità, un errore può capitare, fortunatamente non è niente, e quindi insomma Marchisio a disposizione poi per la Juventus per questo finale di stagione. Ecco, in mezzo a tutto questo si registrano alcune reazioni piuttosto piccate anche da parte di esponenti importanti della Juventus. John Elkann ha parlato ieri tirando delle frecciate piuttosto pesanti ad Antonio Conte. Addirittura è arrivato a dire forse Conte vuole battere il record di infortuni in nazionale, al che Conte ha risposto: non si lamentava di me quando allenavo la Juventus e li facevo lavorare troppo. Una situazione piuttosto che fa trasparire una certa tensione. Lo stesso Allegri ha twittato e poi cancellato su un social network, ha scritto adesso l'anno prossimo parlatemi ancora di stage o qualcosa del genere, non parlatemi più di stage, come dire è colpa della nazionale. Però va anche detto che in mezzo al delirio generale
un legamento non è necessariamente che si rompe per troppo allenamento, si può rompere per molti motivi, soprattutto traumatici. Sì, allora partendo dall'inizio, diciamo che John Elkann forse poteva evitare, anzi senza forse, doveva evitare una dichiarazione di questo tipo in via del fatto che l'addio comunque di Conte alla Juventus ancora oggi non è esattamente una pagina propriamente chiarissima, ma poi comunque sia si tratta sempre dell'allenatore di una nazionale, gli infortuni possono comunque capitare e quindi bisogna cercare di usare parole più forse distensive, almeno in quel momento lì. Ma comunque insomma il rampollo di Casagnelli non è stato, cioè non è noto almeno in passato per uscite molto puntuali a livello mediatico. Per quanto riguarda Allegri ha, quando parla di stage, per carità, ha tutte le ragioni di questo mondo, poi insomma il tweet è anche da contestualizzare perché insomma di fatto gli avevano appena detto, lo staff medico della nazionale gli aveva appena detto che comunque il suo centrocampista aveva finito la stagione, gliel'hanno credo anche un po' menata, come si dice da queste parti, con la storia di questi stage della nazionale, con l'eterno dualismo comunque con Conte. Ci sta un attimino una reazione piccata, premesso che appunto questi stage comunque sono una cosa perfettamente inutile e che il lavoro va fatto su altro. Ecco, sì, d'accordo. Nel frattempo però si sono scatenati purtroppo gli imbecilli, e io uso questa parola perché ben sapendo che qualcuno se la prenderà, non mi interessa, perché sostanzialmente ad Antonio Conte sono arrivate anche minacce di morte, una serie di cose sgradevoli. Tavecchio oggi dice: ho incontrato a lungo Conte, non è sereno per tutte queste cose sui social e lui si sente vilipeso per la responsabilità che non ci sono. La FIGC è con lui. Ecco, al di là del tifo e di tutto il resto, ancora una volta si registra come l'effetto dei social network ingrandisce una situazione e porta a fenomeni di bullismo da parte di persone che convinte che dietro una tastiera si possa scrivere di tutto. Si supera sempre il limite e diciamo che sarebbe il caso di rientrare un attimino nei ranghi, perché l'ignoranza non è una scusante per dimostrare a tutti di essere imbecilli. Non so se tu sei d'accordo con me. Ovviamente io non parlo di chi ha in antipatia Conte o comunque in qualche modo parla di calcio eccetera eccetera, però c'è una linea che non si deve superare e purtroppo anche in questo caso è stata superata. Beh, diciamo che purtroppo non è una novità, perché certo. Se uno comunque va a leggere spesso anche volentieri le pagine Facebook dei calciatori che magari postano le foto dove sono tranquilli in famiglia, con le proprie compagne, con i propri bambini, se uno scorre i commenti comunque ci trova a volte insulti davvero brutti su di loro, sui familiari. Io credo e mi auguro che in questo caso ci siano comunque autorità competenti che quantomeno facciano paura a questa gente, perché è una cosa su cui dobbiamo veramente cominciare a piantarla, perché comunque sia, è vero che i social network sono una cosa bellissima, sono una possibilità anche volendo di dialogare con persone famose, ma devono, e ripeto, devono essere usati nel modo giusto. Poi, per quanto riguarda Conte, se mi permetti, io lo vedo sempre però più a disagio in quello che è il ruolo di commissario tecnico, lo vedo in un ruolo che non è il suo. Sono d'accordo. Si sta calando, ma fa fatica a calarcisi, e la mia impressione è che stia cercando un modo, una scintilla per proprio mollare tutto, perché non è il suo ruolo, se ne rende conto. E secondo me comincia ad avere paura che dovendo fare il selezionatore, non più l'allenatore, questa volta veramente anche di fallire. Secondo me non durerà tantissimo l'avventura di Conte in nazionale. Torno solo un attimo sul discorso di prima. Questi imbecilli, perché sono degli imbecilli, però sono attenzione, figli anche di una comunicazione, della comunicazione che uno fa.
Io credo che se in Italia si esagerasse un po' meno con le parole, ci fossero gli stessi protagonisti del calcio che ci pensassero 2 o 3 volte prima di dar fiato alla bocca e di lasciare delle frasi comunque magari dettate dal momento, ma gravi, penso al Napoli, penso alle la polemica arbitrali, si cercasse un attimino di essere tutti più sereni, anche questi imbecilli troverebbero sicuramente un terreno meno fertile dove fare le loro polemiche, dove lanciare i loro insulti. Sì, sono d'accordissimo. Ecco, però io sto notando anche un distacco fortissimo da quella che è la nazionale. Sono sempre di più le persone che dicono no, la nazionale non mi interessa perché c'è il campionato. Non è un discorso di Italia, di Padania, eccetera, lasciamolo stare questo, che non c'entra con noi. È un discorso proprio di gente che alla nazionale non gli interessa più, esiste solamente la squadra di club. È comunque un effetto strano, è strano a dirsi, forse perché non ci sono più i campioni di una volta, può essere. Ma sì, anche perché comunque sicuramente c'è un calo comunque di giocatori di un certo livello, o comunque sono concentrati solo in determinate squadre che per ragioni di rivalità magari non sono così considerati. Però quello che, almeno a mio modo di vedere, è che la nazionale comunque alla fin fine è percepita anche come il rappresentante di quello che è la Federazione Italiana Gioco Calcio, la rappresentante poi di tutti, quindi nel bene e nel male. E diciamo che ultimamente il calcio italiano a livello generale è stato un continuo parlare della situazione del Parma, della situazione del Varese, di cui abbiamo già ampiamente parlato qui su Calcio Parlando, e di tutte altre squadre che hanno seri problemi a livello economico. Io credo che quando un tifoso si mette a leggere tutte queste cose, le legge poi tutti i giorni, perché magari va al bar, prende il caffè, prende uno dei tanti giornali sportivi italiani e si ritrova a leggere sempre solo quello, alla fine dice non mi interessano gli altri, leggo la mia squadra e basta, perché se mi devo interessare a tutto il resto sempre, ed è sempre solo una polemica, poi succede questo. E la nazionale, se vogliamo, è poi la vittima, tra virgolette, di un pensiero di questo tipo. Certo, sicuramente. Ascolta, ti leggo le probabili formazioni di stasera. Sulla Bulgaria io non mi esprimo, non so tu quante conoscenze hai del calcio bulgaro, comunque si schiera con un 4-2-3-1 con Stojanov in porta, che tutti conoscono, Bandalovski, Terziev, Bodurov e Minev in difesa, Diakov, Gadzev in mediana, Manolev, Popov e Tonev sulla tre quarti, e infine Boginov, che è l'unico che io sostanzialmente a memoria ricordo bene, che è l'ex giocatore di Juventus, Fiorentina, Lecce e molte altre squadre. Per quanto riguarda invece l'Italia, che dovrebbe giocare col 3-5-2, avremo Buffon tra i pali, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Darmian, Candreva, Verratti, Bertolacci, Antonelli, Zaza e Immobile in attacco. Si va quindi verso la doppia punta, non una prima punta e una seconda punta, ma due attaccanti che punteranno la porta. Come vedi la formazione italiana e che pronostico mi fai per la partita di stasera? Intanto credo che sarà una vittoria, almeno quasi sicuramente, perché insomma, benché noi siamo sempre molto molto bravi a cercare di mortificarci in tutti i modi possibili, dicendo che gli altri sono sempre più bravi di noi, se dovessimo perdere contro la Bulgaria, con tutto il rispetto, intendiamoci, perché ovviamente tutti gli avversari vanno rispettati, per carità di Dio, però comunque una squadra, cioè la squadra con cui scendiamo in campo in questo momento è il meglio che c'è a disposizione, quindi insomma credo proprio sarà una vittoria. Giusto puntare a mio avviso su una formazione di questo tipo. Insomma vedremo. Io
nella Bulgaria, appunto, cioè, non ho così tante conoscenze a livello di calcio bulgaro. Sicuramente come tanti all'ascolto ricordo molto bene Božinov, anche perché, perlomeno a mio avviso, è stato un giocatore che comunque sembrava, almeno in un certo momento della sua carriera, poter fare un certo tipo di salto di qualità. Poi invece, insomma, non è stato così per innumerevoli motivi, un po' anche per il suo carattere difficile. Però, insomma, sarà interessante rivederlo in azione, almeno per quanto mi riguarda, perché ho ricordi molto piacevoli per quanto riguarda questo giocatore, perché è stato comunque un anno alla Juventus. Io ho avuto modo di seguirlo, anche in parte di conoscerlo, e quindi per quanto mi riguarda sono veramente curioso di capire un po' anche in che condizioni è, ma soprattutto, insomma, se era proprio solo un fuoco di paglia all'epoca oppure veramente c'era qualcosa di più. Adesso ricordiamo che Božinov ha 29 anni e sta giocando, si è rilanciato con la maglia della Ternana, dove gioca da un paio d'anni, una carriera che è praticamente precipitata dopo aver passato in grosse squadre. Speriamo che non faccia troppo bene stasera, diciamo, comunque, che sai, non si sa mai. Sì, infatti. Oltre a questo abbiamo una situazione abbastanza stabile, non ci sono grosse novità, se non un paio di notizie di mercato che magari ti chiedo di commentare. La prima riguarda Zaza, giocatore della nazionale, che praticamente continuano a saltare fuori delle pretendenti. La Juventus ha un diritto di prelazione. Nei giorni scorsi è comparsa la notizia che praticamente potrebbe potrebbe venire riscattato dai bianconeri. C'è già la cifra prefissata in 15 milioni, però continuano a venire fuori. Il Napoli, che ha già fatto un sondaggio, e adesso, secondo il presidente del Sassuolo, ci sarebbe anche un club inglese interessato a lui. È un giocatore che sta avendo moltissima pubblicità, moltissimo ritorno d'immagine, che per il momento però ha fatto solamente 8 reti. È veramente un giocatore sul quale si può costruire o è ancora azzardato? Ma secondo me un minimo sì, puoi già costruire, però è un giocatore su cui va fatto un ragionamento particolare. Se uno ci fa caso, comunque questo ragazzo ha fatto molto bene sempre nel momento in cui, diciamo, era un po' meno sotto i riflettori. Quando ha avuto un po' troppo le luci della ribalta, ha cominciato ad avere qualche problema. Infatti anche lo stesso Di Francesco comunque ha dovuto rimettere a posto a livello proprio di carattere, diciamo così, il ragazzo. Secondo me è un giocatore che ha un grandissimo futuro. Bisogna dargli fiducia, deve trovare comunque un ambiente e un allenatore che comunque riescano a indirizzarlo nella maniera più giusta. In questa ottica credo che la Juventus, un'eventuale partenza nel campionato inglese, possa essere utile per lui, ma assolutamente credo che sia pronto per il salto. Si parla sempre dei 15 milioni, se li vale, se non li vale. Io questo, guarda, non te lo so dire onestamente. Secondo me 15 milioni forse sono anche un po' troppi, però diciamo così che in questi casi si può, l'esperienza ci dice comunque che alla fin fine ci si mette d'accordo e conta la volontà del giocatore. Io credo che Zaza alla fine possa diventare un giocatore della Juventus. Ecco, invece, come anche Berardi. Invece, andando a parlare di Inter, oggi il Corriere dello Sport riporta questa notizia secondo cui Handanovic ha già detto sì alla Roma. Il portiere dell'Inter, che invece è già una stella affermata, non un giocatore di secondo piano, ha il contratto in scadenza nel 2016, guadagna 2,2 milioni di euro, ne ha chiesti 3, e sostanzialmente, visto che l'Inter non si decide a rinnovargli il contratto, potrebbe andare alla Roma in scadenza di contratto. Lui dice: posso fare la riserva solo 2 portieri in Italia. De Santis ha detto che può fare da riserva solamente a Buffon e Handanovic, quindi potrebbe essere lui il titolare la prossima stagione e poi potrebbe arrivare Handanovic.
per l'Inter è una grossa perdita o pensi che possano rimediare in qualche modo? No, è una grossissima perdita se alla fine andasse via Handanovic, perché comunque sia a livello di personalità credo sia e bravura, credo sia uno dei primi in assoluto in Italia, e che non solo sia anche uno dei migliori comunque a livello europeo, come in quel ruolo lì. Io fossi l'Inter gli darei assolutamente l'ingaggio domani mattina, perché comunque sia, indipendentemente da cosa farà l'Inter nella prossima stagione, se hai un portiere come Handanovic in porta, sicuramente riesce ad impostare tanti discorsi, e soprattutto, secondo me, anche a livello di tifosi, comunque il trattenere un giocatore di quell'importanza può essere significativa. Certo è che la Roma comunque con Handanovic intanto farebbe un colpo sicuramente per l'immediato futuro, perché comunque si assicura un portiere davvero davvero molto forte. Rimango un po' incuriosito dalle dichiarazioni di De Santis, perché insomma mi piacerebbe allora magari vederla come secondo di Buffon dopo che gliene ha dette di tutti i colori. Ecco, sempre in mezzo a questa notizia c'è la possibilità che interesserà i tifosi del Milan che come contropartita all'Inter possa arrivare Mattia Destro, perché a quanto pare il Milan non è interessato a riscattare il giocatore, che tra l'altro è uscito tra i fischi nella gara di sabato scorso. Il Milan è in una stagione abbastanza negativa, Destro come Cerci sta deludendo, però non è un po' presto per mollare il colpo, cioè per rifiutare. Noi abbiamo parlato prima di Zaza, che è un giocatore giovane e emergente. Destro fino a 6 mesi fa era nella stessa condizione. Adesso il Milan pare che si tiri già indietro, e chi vivrà vedrà, perché non si sa ancora fino a quando il Milan sarà di Berlusconi, figuriamoci se si sa che cosa potrebbe andare. Ma se il Milan perdesse Destro già da adesso e lui dovesse tornare all'Inter, sua ex squadra, sarebbe un colpo o chi ci smena? Beh, allora intanto comunque sarebbe la dimostrazione che dovesse andare via adesso, sarebbe la dimostrazione che al Milan non hanno molto le idee chiare sul significato comunque di un minimo di programmazione, al di là del cambio o meno di presidenza. Ma io credo che se si compra un giocatore comunque a gennaio, quantomeno bisogna aspettare un attimino. Perfetto. Alessandro, ti saluto e ti ringrazio. Ciao, grazie a voi. Ciao, grazie. Ci sentiamo lunedì. A lunedì. Ciao. Ciao. Bene, praticamente per questa prima parte abbiamo finito. Ci risentiamo tra 5 minuti dopo una breve pausa pubblicitaria. Signore
E bentornati in studio da Radio Padania Libera e da Calcio Parlando. Parleremo in questa seconda parte di Calciopoli, delle sentenze che ci sono state in questa settimana, che hanno fatto molto discutere, forse anche troppo, perché qualcuno mi ha detto, quando ho anticipato la programmazione di oggi, che parlare di Calciopoli oramai è superato, che bisogna andare avanti. Sì, è una teoria che io personalmente non condivido, ma non per altro, perché penso che fare informazioni sia anche dire quali sono le verità scomode e soprattutto cercare di precisare a quelli che sono stati tanti errori fatti e sentiti in questi giorni nelle varie trasmissioni televisive, radio, media e giornali. Si sono lette tante cose veramente imprecise. Allora, per fare questa seconda parte ho pensato di invitare Antonio Salvatore La Rosa, l'avvocato Antonio Salvatore La Rosa dello studio professionale La Rosa, lo giudice Giansanti di Verbania, per chiedere a lui un parere su alcune situazioni e fare alcune precisazioni. Una situazione di Calciopoli che ha visto praticamente alcune condanne, alcune soluzioni, ma molte persone che hanno parlato, diciamo, a sproposito. Allora vedremo di fare alcune domande alle quali risponderemo, speriamo in maniera puntuale, in attesa di ripristinare il collegamento con l'avvocato La Rosa. Vi ricordo che potete telefonare se volete intervenire allo 0266 20 35 29. Avvocato, è in linea? Sì, sono in linea, ciao. Salve avvocato. Allora, io comincio con tutte le domande, andiamo un po' a briglia sciolta. Cominciamo dalla cosa più importante. Ho letto diversi articoli in questi giorni, per la maggior parte colpevolisti, con interpretazioni diverse del dispositivo della sentenza. È davvero possibile esprimersi in merito, stante che non sono ancora state pubblicate le motivazioni della sentenza stessa? No, non è possibile. Infatti è una cosa assurda. E questo lo dico anche richiamando un pochettino la maggiore diligenza, opinionisti, giornalisti e via di seguito. Le questioni giudiziarie sono praticamente questioni che devono essere esaminate e affrontate con una certa cautela e anche con una certa umiltà. Io vedo che in giro vi sono molti che parlano di questioni giuridiche senza fare il titolo, dimenticando che per essere operatore del diritto, quindi avvocati, magistrati e così via, occorre intanto una laurea in giurisprudenza e poi dei corsi successivi per superare i quali bisogna approfondire degli argomenti. Per cui sentire in giro in determinate trasmissioni o leggi sui giornali persone che non hanno mai avuto a che fare con studi giuridici, pretende di commentare una sentenza che per adesso noi conosciamo soltanto come dispositivo e non come impugnazione, ritengo sia un atto di presunzione che francamente potremmo anche evitare a telespettatori, a lettori e così via. Per oggi noi abbiamo un dispositivo di sentenza, dobbiamo aspettare le motivazioni che saranno quelle che spiegheranno perché si arriva a determinate valutazioni finali. Ecco, la ringrazio. Quindi in questo momento posso soltanto dire che siamo di fronte a una sentenza che ha disposto delle prescrizioni, dei procedimenti e una condanna. Punto. Non c'è altro per quello che si può dire. Ecco, non si sente benissimo, la faccio richiamare un attimo. Ricordo che le motivazioni della sentenza sono previste entro 90 giorni da quella che è stata l'emissione del dispositivo della sentenza. Quindi per il momento si parla, come ha fatto notare l'avvocato, di idee, ipotesi, supposizioni e intenzioni. Certamente ci sono state delle condanne, come ci sono state delle assoluzioni. Purtroppo si è parlato pochissimo in questi giorni delle assoluzioni, si è parlato di più dei colpevoli. Parlando in generale, non dicendo il colpevole è Tizio e Caio, ma semplicemente dicevano sono tutti colpevoli, c'era questa cupola. Ecco, vogliamo ricordare, avvocato, quali sono gli arbitri assolti con formula piena perché il fatto non sussiste? Diciamo sono stati tutti, tranne De Santis, quindi sono stati assolti Gabriele, è stato assolto Bertini, è stato assolto Dattilo, è stato assolto Rocchi, è stato assolto Dondarini, cioè tutti gli arbitri che erano stati coinvolti in questa vicenda e direi anche gli assistenti di linea, quindi i collaboratori delle telenovela e così, sono stati tutti assolti.
vi è una sola condanna finale nei confronti di Massimo De Santis, che è uno di quelli che aveva rinunciato alla prescrizione, per vicende che diciamo sono marginali rispetto a quello che era il teorema accusatorio originario. Per cui siamo di fronte a una vicenda nella quale quelli che dovevano essere gli strumenti per le alterazioni delle partite, cioè le terne arbitrali, gli arbitri e così via, sono stati tutti assolti, e parlo di assoluzioni piene, non di come dire, assoluzioni durative e così via. Ecco, in mezzo a tutto questo c'è stato però quello che è successo nel 2006, ovvero delle sentenze fatte in 15 giorni. Io ricordo che l'avvocato della Juventus, l'avvocato stesso, disse di avere letto tutte le carte e che la Juventus sostanzialmente era colpevole, che c'era andata anche bene, che gli era andata anche bene. Lui ha detto c'è andata anche bene parlando in prima persona. Però praticamente lui avrebbe letto in una settimana quello e il processo è stato fatto in 15 giorni, quando praticamente ci sono voluti 9 anni per arrivare a una sentenza. Qualcosa non funziona. Intanto, diciamo, la Juventus è stata salvata dalla prescrizione? No. Non è stata fatta salvata perché in sede sportiva la Juventus ha pagato, e a questo punto direi molto di più rispetto a quello che poteva pagare eventualmente se si fosse celebrato un processo serio che avesse approfondito tutta la vicenda, non soltanto una parte, come avvenne nel 2006. E invece in sede penale com'è andata la Juventus? Come è stata considerata? Allora la Juventus è uscita già fin dal primo grado, perché ecco un'altra cosa che si dimentica da parte dei vari opinionisti. La Juventus era stata coinvolta quale responsabile civile. Mi spiego meglio. Cioè, il responsabile civile sarebbe colui che dovrebbe pagare i danni per il comportamento dei propri dipendenti che hanno commesso gli illeciti. Quindi, siccome Moggi e Giraudo erano persone alle dipendenze della Juventus, in caso fossero stati responsabili di fatti penalmente rilevanti, chi doveva pagare i danni doveva essere la Juventus, in quanto soggetto datore di lavoro di queste persone. Bene, tutte le richieste di risarcimento danni nei confronti della Juventus vengono escluse fin dal primo grado, cioè la prima sentenza del Tribunale di Napoli, per il collegio presieduto dalla dottoressa Casoria, ha estromesso la Juventus dall'azione di risarcimento danni. Questo provvedimento è stato anche confermato in appello, tanto è vero che la Juventus in Cassazione di fatto come soggetto non è mai arrivato, quindi era stata già esclusa ogni responsabilità diretta nei fatti eventualmente commessi da Moggi e Giraudo fin dal primo grado. Quindi sostanzialmente, se dico che in buona causa diciamo che si è cercato di stabilire che esisteva una cupola che agiva a livello generale, non per il particolare favore di una singola squadra, in questo caso che la cupola facesse capo si è detto che praticamente non era vero che la cupola facesse capo alla Juventus, ma bensì che fosse esterna e che lavorasse sui campionati di calcio in maniera non chiara. Dico una stupidata o è probabilmente così? È la interpretazione, possiamo dare noi a caldo, della sentenza della Cassazione. Aspettando. Perché la Cassazione nella sostanza conferma il reato associativo a delinquere, anche se poi, o perlomeno, poi applica la prescrizione su queste vicende, eventualmente ne parlerò successivamente, però proscioglie tutti gli indagati dalle ipotesi di frode sportiva. Qual è il significato di un provvedimento del genere? Il significato è che probabilmente ci doveva essere un'organizzazione che aveva come fine quello di operare teoricamente per commettere varie ipotesi di reato di frode sportiva, ma questi non sono mai perfezionati in atti concreti che abbiano voluto alterare i campionati, partite singole e così via. Per cui ritengo che in questo modo si sia spostato, diciamo, l'attenzione per quanto riguarda i componenti di questa presunta associazione da un piano di favoritismo verso qualcuno a un piano praticamente di potere personale, diciamo, nel campo sportivo, ecco, nel campo calcistico. Che è sostanzialmente anche quello che sosteneva la Juventus fin dal principio, ovvero che i coinvolti agivano per conto loro e non dietro mandato di qualcuno, o sbaglio? Se non ricordo male, questa era la tesi difensiva. Sì, ma infatti io direi che questa tesi può essere anche confermata dal fatto che le uniche partite che sono rimaste, come dire, toccate da una vicenda che porta a una condanna penale sono state due partite, quali Fiorentina-Bologna e Lecce-Parma, che nulla hanno a che vedere praticamente con il campionato della Juventus o di altre società coinvolte.
hanno invece per riferimento eventualmente un'altra società che peraltro io non capisco come mai non viene attenzionata, perché se De Santis viene condannato per 2 partite che coinvolgono la Fiorentina e quell'anno la Fiorentina si lavò all'ultima giornata, è evidente che se alterazione ci fu in quel campionato fu quella che consentì la salvezza della Fiorentina dalla retrocessione e non altri risultati. Beh, si sa che la Juventus aveva interesse a salvare la Fiorentina perché sono 2 società molto amiche, vero? Al contrario, cioè esatto. Della Valle sono nemici dichiarati, e lo dimostrano anche oggi, degli Agnelli e della Juventus in genere. Firenze è una delle piazze più anti-juventine che si possa essere in Italia, quindi è evidente che il problema non riguardava affatto rapporti di interesse o di vicinanza tra le società, ma poteva casomai riguardare dei rapporti diretti tra qualche personaggio e i dirigenti della Fiorentina. Perfetto. E tra l'altro ricordo che c'erano le telefonate tra Mazzini e altre persone che comunque testimoniano questo, fatto salvo che noi ci rimettiamo a quelle che sono le sentenze, quindi non facciamo noi processi. Detto questo, c'è una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso. Diciamo, un processo durato 9 anni con diversi errori, diversi colpi di scena. Se ne è parlato molto spesso semplicemente dicendo quello che faceva comodo raccontare. E oggi c'è questo discorso legato alla prescrizione, che tra l'altro è abbastanza di moda perché si sta parlando di fare leggi ad hoc per prolungare quello che è la durata dei processi e quindi andare a penalizzare la prescrizione. Però io le chiedo, da avvocato, lei probabilmente penso che sia una delle prime cose che insegnano a chi studia giurisprudenza. Perché la prescrizione è uno strumento fondamentale in uno Stato di diritto? E cosa significa prescrizione? Allora, con ordine. La prescrizione non è altro praticamente che la maturazione di un termine entro il quale si ritiene che lo Stato debba procedere a una pronuncia su fatti penalmente rilevanti o non rilevanti. Perché una garanzia, direi, al diritto di difesa? Perché sostenere che lo Stato deve procedere a una pronuncia o un'eventuale condanna di un soggetto indagato o imputato entro un certo numero di anni significa non costringere l'indagato, l'imputato a essere sempre sotto la pressione di un processo, di una lungaggine che lo possa portare anche a una condanna a distanza di diversi anni, quando possibilmente non avrebbe più né la possibilità di difendersi, perché un conto è difendersi nell'immediatezza dei fatti, cioè nel giro di qualche anno, un conto deve essere difendere portando elementi di prova a suo sostegno a distanza di anni o di decenni. Per intenderci, un fatto delittuoso commesso 30 anni addietro, se oggi spunta un eventuale indagato imputato che si dovesse difendere e andare a ricostruire un suo alibi, dei suoi elementi di prova a distanza di 30 anni, sarebbe una cosa quasi impossibile. Per cui in questi casi lo Stato dice occorre mettere un termine finale entro il quale occorre pronunciarsi in un senso o in un altro. Quindi, contrariamente a quello che dicono molti opinionisti che ho sentito in giro, la prescrizione non è conferma di colpevolezza, è semplicemente la dichiarazione che fa il giudice di dire ormai si è estinto il reato perché sono passati talmente tanti anni che non c'è più interesse ad andare ad accertare se sia stato commesso o meno. Tanto è vero che se si vuole agire in sede civile per danni, una pronuncia di prescrizione non fa alcuno stato, quindi non può essere presa in considerazione ai fini del risarcimento del danno. Cioè, come dire, chi oggi vuole agire civilmente contro i sospettati responsabili di fatti attinenti alla vicenda Calciopoli dovrebbe andare a dimostrare in sede civile ex novo che effettivamente quei fatti sono stati commessi e non potersi cullare di una sentenza di prescrizione, perché la prescrizione significa semplicemente sono passati troppi anni e non c'è più in condizione di poter giudicare. Anche perché sostanzialmente se devo passare, mi perdoni la battuta, se devo passare 10 anni con avvocati e giudici, forse mi conviene fare 2 anni di galera, mi costa meno. Praticamente sì. Ecco. Diciamo, è un paradosso, ma è così. Si è scherzato. Ecco, andando avanti, c'è questa situazione che ha visto Tavecchio protagonista. Tavecchio, che tra l'altro aveva dichiarato che gli scudetti della Juventus erano vinti sul campo. Lui ha ricordato che c'è un ricorso della Juventus che lui ha definito piuttosto temerario. Però andiamo un attimino a precisare bene in che cosa consiste quello che è il ricorso della Juventus, che in realtà è una richiesta di danni per altre cose, per altri motivi. Sì. Allora, la richiesta di 100 danni nasce praticamente dagli effetti della sentenza
sportiva di Calciopoli, e soprattutto nasce dalla contestazione che viene fatta su come venne impostato quel processo, ed è una cosa che dimentico un pochettino in tanti, forse direi anche in troppi oggi. Nessuno si ricorda che quel processo venne praticamente imbastito in poco più di un mese. Venne imbastito con un commissario, che è il dottor Guido Rossi, il quale, come atto arbitrario, perché i commissari generalmente devono gestire l'ordinario, non possono compiere nessun atto, diciamo, di straordinaria amministrazione, invece Rossi cosa fece? Con un suo provvedimento abnorme abolì un grado di giudizio, quindi sostanzialmente venne abolita la commissione disciplinare, passò il primo grado alla CAF, che lo voglio ricordare è Commissione di Appello Federale, quindi è giudice di secondo grado e diventò giudice di primo grado, e poi si passò anche praticamente una competenza giudiziaria sportiva alla Corte Federale, che in realtà è l'equivalente della Corte Costituzionale in sede sportiva, cioè è l'organo che dovrebbe interpretare le norme dell'ordinamento sportivo e non certamente applicare, quindi diciamo, pronunciarsi su vicende che attengono ai illeciti sportivi in genere. Quindi in sostanza un processo fatto in fretta e furia e con alcuni cambiamenti di regole in corso. Ma il cambiamento più grave fu che venne vietata il diritto di difesa agli indagati, perché se ricordate, Guido Rossi impose praticamente un termine di soli 15 minuti per poter replicare alle cartelle d'accusa, che erano 7.000, quindi cerchiamo di vedere anche queste cose, 7.000 cartelle d'accusa. Gli indagati non potevano portare elementi di prova a loro difesa, quindi non potevano portare né testimonianze, né referti giornalistici, né citare testimoni, quindi praticamente non fu consentito loro di potersi difendere. Ebbero soltanto 15 minuti per poter replicare a quelle accuse, e soprattutto alla luce di quelle che sono state le risultanze del processo penale, nel quale è emerso che in realtà non vi sono state alterazioni di partite, e questo togliamo un po' la sentenza definitiva della Cassazione. Moggi e Giraudo sono stati assolti da ogni ipotesi di frode sportiva, quindi nessuna partita nella quale potevano essere loro coinvolti come dirigenti della Juventus è stata, diciamo così, sospettata di essere stata alterata, addomesticata e così via. E allora perché hanno patteggiato? Ma la vicenda lì sarebbe andare a approfondire meglio. Va bene. Diciamo una cosa, che in quel momento nella proprietà bianconera probabilmente si ritenne più opportuno aderire a quella forma di accusa che proveniva, che non cercare di controbattere. E su questo praticamente ognuno ha le proprie opinioni, io posso avere le mie. Certo. Certo. Ecco, ma praticamente fu una non difesa sospetta, direi, a questo punto, perché almeno per quanto mi hanno insegnato così nelle aule universitarie, anche poi nelle aule giudiziarie dopo, chiunque ha diritto a essere difeso, anche se si sa che è pienamente colpevole, perché anche il soggetto colpevole può avere delle attenuanti o comunque delle circostanze tali che possono essere tali da poterlo difendere, anche, diciamo così, nel caso più efferato. Figuriamoci nel caso di un presunto illecito sportivo, che poi tra l'altro in quel caso non furono neppure illeciti sportivi, ma furono praticamente, si costruì la figura dell'illecito strutturato, cioè tanti comportamenti di slealtà sportiva che di fatto non avevano alterato i risultati, diventarono tutti associati praticamente un illecito sportivo, cioè è come dire 10 contravvenzioni per divieto di sosta diventa praticamente l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Ecco, per comprenderci. Ma la Juventus, in sostanza, quello a cui voglio arrivare io, nel suo ricorso ha chiesto una montagna di soldi o ha chiesto indietro i 2 scudetti? Allora, nel ricorso loro hanno chiesto praticamente il risarcimento dei danni, perché chiaramente la restituzione degli scudetti e la revisione del processo sportivo è un'altra cosa. È un'altra cosa che può essere soltanto adottata all'interno dell'ordinamento sportivo con l'articolo 39, che consente la revisione del processo sportivo. Mentre invece quello che è stato chiesto in altra sede è il risarcimento danni, cioè premesso che praticamente la Juventus ha subito in base a quella sentenza sportiva, la privazione di 2 scudetti, la privazione anche della Champions League 2006-2007, un anno di Serie B, un secondo anno senza coppe europee, che è poi il 2007-2008, si è fatto praticamente una richiesta di risarcimento del danno subito per quegli effetti della sentenza. Ecco, che ricordiamo è di circa 440 milioni. Esattamente, sì. Speriamo che ce ne diano un po' anche a noi, avvocato. Cosa dice? Facciamo domanda? Perché no? È possibile costituirsi parte civile? Diciamo che siamo tifosi della Juve se ci danno un po' di soldi, eh?
Allora, in effetti ancora la class action in Italia non è stata introdotta, per Esatto. stiamo già agli inizi, si dibatte però giustamente, o perlomeno direi ingiustamente dal mio punto di vista, però giustamente siamo i poteri forti temono le class action, quindi per il momento non siamo di fronte a questa possibilità, per cui dovremo aspettare tempi diversi, ecco, per poter agire, diciamo sì, correttivamente. Quale tifoso società di calcio è stato danneggiato ingiustamente. Ecco, faccio ancora un paio di domande, gliele faccio da profano perché comunque anche chi ci ascolta magari ha delle domande che per alcuni sono banali ma che in realtà possono essere interessanti. Bisogna aspettare 90 giorni per avere la sentenza della Corte di Cassazione. La motivazione, sì, giusto. Sì. Ecco. Dopodiché potrebbero esserci varie cause di risarcimento, ma per queste non c'è la prescrizione o c'è? No, perché praticamente essendo vicende che nascono dal procedimento penale, la prescrizione comincia a decorrere in cui è stato definito il giudizio penale. Conseguentemente diciamo che la prescrizione comincerà a decorrere dal 23 marzo. Quindi ci saranno altri 5 anni, se tanto si è fatto illecito, quindi per altri 5 anni ci vorrà la possibilità di agire in giudizio interesse civile. Beati voi avvocati che avete da lavorare per un bel po' allora. Non lo so. è anche stressante, io faccio qualche battuta ogni tanto, però. Allora, avvocato, io la ringrazio tantissimo, è stato chiarissimo, mi dispiace averla interrotta ogni tanto perché comunque i tempi della radio sono abbastanza particolari, però c'è stato davvero utile e spero di sentirla ancora per altre delucidazioni quando si tratterà di avere una questione magari non legata solamente a Calciopoli ma anche a altre cose. È stato un piacere averla con noi, avvocato Antonio Salvatore La Rosa dello studio professionale La Rosa lo giudice Giansanti di Verbania. La saluto, avvocato, mi dica. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Arrivederci. Arrivederci. Bene, diciamo che per oggi siamo quasi arrivati a conclusione, è stata una puntata che spero vi sia piaciuta. Lunedì ci risentiremo ancora per parlare di quello che saranno stati i risultati della nazionale. Vedremo un attimino anche di parlare di altre novità. Ci saranno con noi alcuni ospiti in studio abbastanza importanti. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo, vi auguriamo un buon fine settimana, una buona domenica. Non prima di ricordarvi, perché siccome ho tanta fame, io ho qui davanti un menù, che la Lega Nord organizza domenica 19 aprile alle 12:30 un pranzo con Radio Padania Libera. Io vi dico solo il menù perché così capite in che situazione mi trovo. Prosciutto dolce di Parma, salame nostrano bergamasco, lardo della bergamasca con verdurine sott'olio. Come primo risotto contadino, salsiccia, spinaci, funghi, vini bianco di Custoza, Bartolino. Secondi, coniglio alla bergamasca con polenta, noce di vitello al porto con patate al rosmarino, dolce, torta chantilly e caffè. Costo 35 euro, menù bambini a 12 euro, presso l'hotel La Sosta di Cesano Bergamasco Bergamo. Poi io vi leggo queste cose qua e non ho ancora mangiato, quindi adesso avviso casa, dico a casa di prepararmi da mangiare che ho fame e vi saluto perché comunque ogni tanto bisogna anche saper scherzare, noi parliamo di calcio e cerchiamo di divertirci un po' insieme a voi. Vi ringrazio e arrivederci per la prossima puntata. Avete ascoltato Calcio Parlando.